Domani in Consiglio regionale all'ordine del giorno la discussione della nuova legge per la disciplina dell'attività di cava, che dopo 36 anni verrà riformata. Un'accelerazione dei lavori dovuti ad alcuni contenziosi tra un'associazione cavatori e la regione, con il TAR che ha dato ragione ai primi. La regione ha dovuto correre, ci sono già 2 sentenze negative per la regione e quindi ci sono stati dei tempi fissati dal TAR entro i quali la regione deve approvare il piano cave. Entro il 23 marzo va riformato il PRAC, prima però va approvata la nuova legge, che non convince del tutto il Partito Democratico, che ha presentato 62 emendamenti. Tra i punti principali, prevedere l'uso obbligatorio di materiali di recupero nella misura del 30% per le opere pubbliche regionali, mettere uno stop ad ogni tipo di attività sotto falda e ancora prevedere sanzioni adeguate senza alcuna riduzione e poi dare maggiori poteri ai comuni. Chiediamo che i comuni possano almeno decidere dove localizzare le cave all'interno degli ambiti estrattivi, prevedere delle misure di sicurezza, ad esempio da monumenti storici, da ville venete. Nella Marca Trevigiana è concentrato il 50% delle cave del Veneto. Restano ancora, secondo diritti acquisiti, 69 milioni di metri cubi da scavare in provincia. Il nuovo piano cave prevede 9,5 milioni di metri cubi da scavare, suddivisi tra Verona e Vicenza e con 0 metri cubi a Treviso.